Dalle sue piaghe noi siamo guariti, egli portò le nostre colpe. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso A Dio Onnipotente, a voi fratelli, che ho molto peccato, in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi fratelli, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Preghiamo. Padre Santo, che nei tuoi sacramenti hai posto il rimedio alla nostra debolezza, fa che accogliamo con gioia i frutti della redenzione e li manifestiamo nel rinnovamento della vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro della Sapienza. Dicono gli empi fra loro ragionando: tendiamo insidia al giusto, che per noi è incomodo e si oppone alle nostre azioni. Ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta. Proclama di possedere la conoscenza di Dio e chiama se stesso figlio del Signore. È diventato per noi una condanna dei nostri pensieri. C'è insopportabile solo al vederlo, perché la sua vita non è come quella degli altri e del tutto diverse sono le sue strade. Siamo stati considerati da lui moneta falsa e si tiene lontano dalle nostre vie come da cose impure. Proclama beata la sorte finale dei giusti e si vanta di avere Dio per padre. Vediamo se le sue opere sono vere, consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti, per conoscere la sua mitezza e saggiare il suo spirito di sopportazione. Condanniamolo a una morte infamante, perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà. Hanno pensato così, ma si sono sbagliati. La loro malizia li ha accecati. Non conoscono i misteriosi segreti di Dio, non sperano ricompensa per la rettitudine, né credono a un premio per una vita irreprensibile. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Il volto del Signore contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo. Gridano i giusti e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato e gli salva gli spiriti affranti. Molti sono i mali del giusto, ma da tutti lo libera il Signore. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Custodisce tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato. Il
Signore riscatta la vita dei suoi servi, non sarà condannato chi in lui si rifugia. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Gloria e lode a te, Verbo di Dio. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Gloria e lode a te, Verbo di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù se ne andava per la Galilea. Infatti non voleva più percorrere la Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Si avvicinava intanto la festa dei giudei, quella delle campagne. Quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui, non apertamente, ma quasi di nascosto. Alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: non è costui quello che cercano di uccidere? Ecco, egli parla liberamente, eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse riconosciuto davvero che egli è il Cristo? Ma costui sappiamo di dov'è. Il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia. Gesù allora, mentre insegnava nel Tempio, esclamò: certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono. Eppure non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero, e voi non lo conoscete. Io lo conosco, perché vengo da lui, ed egli mi ha mandato. Cercavano allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di lui, perché non era ancora giunta la sua ora. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ricordiamo oggi il secondo dolore di Maria, la fuga in Egitto, e possiamo ben comprendere come tutta la storia di Gesù, tutta la vicenda di Gesù è stato un ripercorrere questo progetto di Dio. Il progetto di Dio che l'ha mandato nel mondo, ma non gli ha riservato un trattamento differente da quello degli uomini. Anzi, Cristo in tutto accoglie la natura umana e anche Lui fa esperienza della persecuzione, anche Lui fa l'esperienza della fuga e anche Lui pratica la virtù della prudenza. Come abbiamo ascoltato nella prima lettura, non è il Signore che cerca di provare la sopportazione dell'uomo, ma è l'impietà, il mistero del peccato che si percuote sull'uomo e gli spezza il cuore. Eppure il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Ecco Maria che ieri abbiamo contemplato trafitta dalla spada nel cuore e colei che ha il cuore spezzato. È la piccola che ha saputo gridare verso il Signore. Lei ci insegna che bisogna sempre avere fiducia nel Signore, perché il suo progetto si compie sempre a termine, perché il Signore conosce l'ora della sua gloria e farà di tutto perché il giusto possa arrivare a contemplarla. Ecco Maria nella fuga in Egitto, come Gesù nella fuga da Gerusalemme quando lo volevano arrestare, sa che l'ora del Signore deve compiersi e si compirà al momento giusto. E l'ora è sempre l'ora della gloria. E allora è giusto avere un atteggiamento di prudenza. Seppur la fiducia di Maria, la fiducia di Gesù nel Padre è smisurata, loro sanno avere un atteggiamento di prudenza. Sanno quando è il momento di ritirarsi, sanno quando è il momento di restare nascosti, sanno, questo è il caso di dirlo, quando è il momento di stare a casa. E allora affidiamoci a Dio
a questo Dio che è sempre vicino a coloro che hanno il cuore spezzato, che risana gli spiriti affranti, a questo Dio che libera i giusti da tutte le angosce. E affidiamoci a Maria, colei che ha vissuto pienamente con la stessa vita del Figlio, colei che si è configurata a Lui, tanto da poter godere dell'ora della resurrezione nella sua santa assunzione. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre sia lodato. Con fede viva presentiamo al Signore la nostra preghiera, rendendoci interpreti del desiderio di giustizia e di pace che sale da tutti gli uomini di buona volontà. Diciamo insieme: donaci la tua sapienza, Signore. Donaci la tua sapienza, o Signore. Perché la Santa Chiesa, con la parola e con le opere, proclami che nel mistero della croce si attua la vera liberazione e la vera gioia dell'uomo. Preghiamo. Donaci la tua sapienza, o Signore. Perché spezzando tra noi il pane della sapienza e della vita eterna, impariamo a condividere anche i beni della terra, con animo fraterno e ospitale. Preghiamo. Donaci la tua sapienza, o Signore. Perché il povero, il sofferente, il diversamente abile, l'ammalato, siano sempre più al centro della nostra celebrazione e della nostra vita, come segno della continua presenza del Signore. Preghiamo. Donaci la tua sapienza, o Signore. Perché i nostri fratelli, che a causa dell'ingiustizia disperano del futuro, incontrino sul loro cammino uomini giusti che li aiutino a ritrovare la speranza. Preghiamo. Donaci la tua sapienza, o Signore. Perché illuminati dalla parola di Dio, diamo una risposta pronta ed efficace alle istanze di libertà, di uguaglianza e di pacificazione sociale che emergono dalla vita quotidiana e dalla storia. Preghiamo. Donaci la tua sapienza, o Signore. La luce della tua verità, o Padre, ci faccia avanzare sulla via della conversione e ci impedisca di lasciar cadere anche una sola delle tue parole. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. La potenza di questo sacrificio ci liberi, Signore, dal peccato e ci faccia giungere più puri alle feste pasquali, principio della nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di rinnovamento spirituale, perché si convertano a te con tutto il cuore e, liberi dai fermenti del peccato, vivano le vicende di questo mondo, sempre orientati verso i beni eterni. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucarestia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, Dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. O Padre, questo sacramento che segna per noi il passaggio dall'antica alla nuova alleanza ci spogli dell'uomo vecchio e ci rivesta del Cristo, nella giustizia e nella santità. Per Cristo nostro Signore. Amen.
o Regina dei martiri, a fuggire precipitosamente in Egitto con il bimbo e il tuo sposo Giuseppe, e ad affrontare i disagi dell'esilio. Per questa sofferenza prolungata e penosa, liberami dalle seduzioni di Satana e del mondo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, delitto di Erode l'Artiglio, ti sovrasta lo strazio feral, dal dolore è straziato il tuo cuore, l'alme oppressa d'ambascia mortal, dal dolore è straziato il tuo cuore, l'alme oppressa d'ambascia mortal. O Dio, tu hai voluto che la vita della Vergine fosse segnata dal mistero del dolore. Concedici, ti preghiamo, di camminare con lei sulla via della fede e di unire le nostre sofferenze alla passione di Cristo, perché diventino occasione di grazia e strumento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Vi ricordo stasera alle 18 in collegamento con il Papa. Potremmo seguire su TV 2000 l'adorazione con la benedizione Urbi et Orbi e l'indulgenza plenaria per i peccati. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Sotto il tuo manto, nella tua protezione, Madre di Dio, noi cerchiamo rifugio, Santa Madre del Redentore. Santa Maria, prega per noi. Madre di Dio e Madre nostra, la nostra preghiera